accendino le persone diventano meno aggressive. Magna, hai ragione completamente, però la prima logica è che la politica è questa, cioè la politica prende le risorse di surplus e le distribuisce dove giustamente c'è una protezione del territorio, c'è una protezione delle comunità, una protezione delle periferie e una protezione delle minoranze. Questa è la politica. Quindi tu quando racconti queste cose qui, in realtà stai raccontando che non ha funzionato la politica. La politica non è un equilibratore assoluto e stabilisce le regole uguali per tutti. La politica deve fare questo, deve cautelare, deve proteggere le minoranze. Dove le minoranze siano esse produttive, siano esse di cittadini che vivono, bisogna rispettare tutto questo. Quando tu racconti questa cosa qui, significa che la politica non ha funzionato. Cioè interrogarsi sul fatto perché conviene essere presenti a tutti i livelli di interesse politica. Primo l'Europa, perché l'Europa incide per il 70% di tutti i regolamenti nazionali, di tutte le nazioni. Secondo lo Stato, e poi le regioni. Perché il Veneto non ha protagonismo? Perché il Veneto si vuole sempre isolare sul fatto di non raccontarsi, non dire che tipo di protagonismo vogliamo? Perché il Veneto non ha persone a Roma? Perché? E questo sta a significare che noi non abbiamo la percezione di quelli che sono i cambiamenti. Questo ve lo volevo dare come incipit iniziale per fare un certo tipo di riferimenti. Perché in realtà i cambiamenti che ci saranno tra poco saranno molto più brutali. Perché il cinese che è venuto a comprare Tesla non ha comprato le condizioni di competitività stabilite dalle regole del gioco. Ha comprato dicendo intanto mandiamo a casa un po' di persone, quindi regole sindacali, diciamo così, omesse. Secondariamente ha detto, tanto lo stipendio non è quello normale, ti riconosco l'80%, giusto? Okay. Quindi regole tutto sommato di competitività omesse. E poi questo. E allora, se ci sono tante ACC, no? Io spero che funzioni, era veramente un'eccellenza. Tra l'altro è una cosa quasi assurda, perché il professionale dell'elettrodomestico in Italia è una grandissima espressione e va benissimo. Perché non si trovano investitori? Ma perché non si trovano investitori locali? Perché se uno ha, come la logica vuole l'impresa, ha delle risorse, le investe dove rendono di più. Oggi l'utile netto delle imprese italiane è lo 0,9%. 0,9%. Tu se avessi 100.000 euro lo investiresti prendendo lo 0,9%? No, lo fanno nel finanziario perché prendono molto di più. Gli oneri finanziari delle banche per le imprese costano l'1,5%. I consulenti, che sono i commercialisti, avvocati, eccetera, eccetera, sono l'1,8% del costo dell'azienda. Lo Stato, sai quanto è il costo dell'azienda? Te lo dico. Allora, la logica, e quindi io rispondo anche puntualmente al dottor Belvedere, che è stato incredibile nelle sue precisazioni. Io ero abbastanza informato, ma non tanto quanto lei. Però ha ragione, però lo Stato di nuovo stabilisce una regola del gioco e dice facciamo un sistema di incentivazione per le energie alternative, d'accordo? Stabilisce una regola e dice guarda, se fai così, se investi in questo settore qui, ti do una ricompensa, ti do 0,40 euro al chilo. No, allora a questo punto stabilisce lui la regola, tu sei legalmente riconoscibile, fai un enorme investimento. Chi è il più grosso investitore in Italia di energie alternative, cioè fotovoltaico? Perché noi siamo... No, è un'azienda franco-cinese ed è in Puglia. La Puglia è il numero 1, la Lombardia è il numero 2 e il Veneto è il numero 3. Quindi noi ci siamo riempiti di pannelli solari con esattamente quello che hanno fatto i tedeschi, con la stessa identica abilità, li abbiamo tutti al sud, ma non abbiamo le reti di trasmissione, quindi la corrente va dispersa. In più, tra poco stiamo stendendo un cavo dal Montenegro che passa e arriva in Puglia, e quindi tra poco riceveremo anche l'energia sempre dal sud, che arriva da altre parti, ma siccome le aziende sono al nord, è un'energia che non ci interessa. Però l'azienda, tutto sommato, l'azienda che ha investito 220 miliardi o giù di là, secondo me, sono cifre che non lo so, sono anche difficili da stabilire, è legalmente corretta, dice ma me l'hai detto tu di investire così. E adesso cosa fa? Con il decreto di competitività totale, presunto, dice guarda, io ti ho detto una cosa, però non vale più. Adesso cambia. Adesso facciamo così, siccome stiamo spendendo troppo, allora bisogna ristabilire una regola. Ma scusate, ma quale investitore
viene in un paese dove il contratto viene rescisso e vengono stabilite delle nuove condizioni. Dottore, lei ha ragione, però mi deve perdonare, c'è rispetto alla Puglia che lei ha citato, non a caso, una differenza. I cittadini non sanno che Vendola, che a me sta molto simpatico, per recepire attraverso la normativa regionale il regolamento 800 che lei sicuramente conoscerà, ci ha messo 5 mesi. Sa quanto tempo ci ha messo la regione Veneto a mettere fuori i primi bandi con il regolamento 800? 5 anni. Volevo dirle che dal primo luglio... È la stessa identica cosa. No, la risposta che le logiche delle ma questa è una rilevanza. Tenuto presente che dal primo di luglio il regolamento 800 è morto e c'è un nuovo regolamento a sostegno delle attività non considerate aiuto di Stato. Allora noi cosa stiamo subendo? Mi perdoni il contraltare. 30 anni di una politica economica. No, di una non politica economica. Mi scusi. Di una non scelta. Scusate però, troppo tecnici. Ha ragione. Dobbiamo tenere il livello. Troppo specialisti che noi non capiamo. Quanti soldi pagano i cittadini in bolletta sul codice A3? Questo è il punto. I cittadini pagano 13 miliardi di euro Sempre pagato io. per pagare. Quindi l'energia costa meno. Noi compriamo l'energia meno. Però la paghiamo, le bollette le paghiamo di più. E allora qui di nuovo la mancanza di competitività è stata la miopia del legislatore che ha detto guarda ti do un sistema di incentivazione, poi te lo tolgo, ma poi mi è scappata di mano questa cosa qui e adesso chi è che paga? Perché il legislatore ha avuto dei suggeritori. Ma su questo guardi che i problemi dell'Italia sono le 3 C. Il primo si chiama conflitto di interessi, il secondo si chiama corruzione e il terzo si chiama competenza. Quindi nessuno. Siamo d'accordo. Su questa logica che io le ricordo e voglio chiudere, cioè ovviamente qui è il suggerimento di come bisogna affrontare, come bisogna riprendersi, come bisogna ripartire sulle logiche del Rinascimento. Noi abbiamo un esempio, il Rinascimento l'abbiamo inventato noi, purtroppo l'ha inventato i fiorentini, quindi diciamo in una certa logica, però studiando la storia è particolarmente curioso perché è nato in un momento, no, dopo i Borgia, che hanno fatto come lo Stato in parte, ma in maniera anche molto più cruenta. Hanno non solo rubato, no? Hanno tolto tutte le risorse possibili e immaginabili, no? Poi sono stati anche, in quei momenti là forse era anche più concepibile, però insomma a un certo punto nasce una controtendenza che nasce da un principio però, guardi che il Rinascimento nasce dal principio estetico della bellezza, quindi noi questa cosa ce l'abbiamo dentro. Quali sono e come fanno a riemergere le montagne, come fa a riemergere il paese, su quali risorse noi possiamo puntare? Non ne abbiamo tante. Noi dobbiamo ripensare a un Rinascimento e si pensi che Michelangelo è esistito perché voleva controbattere Leonardo da Vinci. Quando ci sono gli esempi migliori, e qui c'è la logica di cominciare a parlare non dei distretti che non esistono più, ma degli ecosistemi, perché si potrebbe fare l'esempio come mai Agro torti intorno all'ecosistema Luxottica, non solo vive bene, ma strabane un esempio che non ha niente a che vedere col Trentino Alto Adige, perché il Trentino Alto Adige con le risorse che ha, mi dispiace, ma non è gestito bene, perché è uno sprecone, quindi non è un grande esempio. E il Friuli Venezia Giulia non è gestito bene, non è gestito bene, Anche è gestito Ma andiamo in Austria, un'altra seconda guerra mondiale. No, guardate che c'è un'opportunità e veramente chiudo in questo tipo di ma sarebbe da stare qui 3 ore. Io delle 408.000 partite IVA del Veneto e delle 33.000 di società di capitali, io ho fatto degli approfondimenti per raccontare quali fossero le società che dal 2007 in poi hanno un DNA tale per essere considerate performanti, quindi sono cresciute e hanno figliato bene, stanno bene, ma siccome sono troppo poche quelle che hanno questa classifica, perché sono poco più di 2000 e le vero performanti sono 637, io vi sto dicendo che la popolazione di imprese che funzionano e che stanno bene in Italia sono private, sono poche. Allora noi dobbiamo inventare un sistema per chiedere all'imprenditore, ma non al baron dell'impresa, all'imprenditore, alla logica del sistema impresa, di dire perché vale la pena vivere in territorio.
E questo dobbiamo raccontarglielo noi. Non deve essere un'emozione del singolo, come giustamente poi Vania aveva trasmesso questa forte emozione. Bisogna riuscire a radicare di nuovo un pensiero perché vale la pena stare qui e combattere l'idea di riuscire a rigenerare risorse per questo paese partendo dal territorio. Fare impresa qui non è conveniente, non vale la pena. Vale la pena sicuramente fare un'impresa in Cina piuttosto che in Messico e in altre parti del mondo. Ma la convenienza è una logica novecentesca del profitto, non esiste più il profitto. Il profitto è una logica vecchia e bisogna cambiare il pensiero, perché non sono i soldi che rendono giustizia alla vita. Bisogna spiegare perché stare nel territorio vale la pena, perché c'è un senso comunitario, perché c'è il senso di mutuo soccorso e perché poi alla fine bisogna far emergere, e il mio piccolo tentativo in questo senso qui, di raccontare i successi delle imprese, non degli imprenditori. Quanto un ecosistema, e su questo potremo aprire altri 8 barcati, quanto un ecosistema funziona e perché vale la pena sostenere questi ecosistemi. Gli ecosistemi sono normalmente delle imprese o che generano poi altre imprese. Quindi io chiudo ricordandovi di andare a studiare innanzitutto come era gestita la Repubblica Veneta, che era il più grande esempio di efficienza statale e aveva un sistema anticorruzione. Magari ammazzavano più qualcuno, però diciamo l'importante è il giorno di questo. Era un sistema politico eccellente, ed è caduto per opportunità, come l'impero, perché mancava il senso di capire perché dovevi incassare qualcosa, era troppo. E poi andare a capire quali sono state le basi del Rinascimento, perché noi dobbiamo inventarci un filone, quindi mi consento non un suggerimento ma una parola così, che dia un senso di abitare in questo paese, abitare il paese, e quindi la partecipazione, ma questo non mi sembra una novità perché io di convegni purtroppo, non purtroppo, la parola è sbagliata, ma purtroppo solo nel senso del tempo che ci spendo. Ne faccio tanti, ma guardate, non vengono mai giovani. Non vengono mai giovani. Noi dobbiamo trovare un sistema per cominciare a portarli a dialogare, anche che sembrano, dopo interverranno. Dobbiamo trovare un sistema brutale, nuovo, che non riguarda solo la scuola, perché quella viene dopo nella logica, perché persino la scuola ha tutto un capitolo dei baroni e di come si gestisce la formazione. Dobbiamo ripartire a pensare che questo paese ha inventato il Rinascimento ed è il tempo di ripartire con il secondo Rinascimento. Grazie. Ora adesso